questa associazione noi purtroppo vi chiamiamo, perché sarebbe bello non aver bisogno di voi, e voi siete in prima linea quando ci sono dei problemi, quando ci sono problemi meteorologici, negli ultimi 2 anni problemi sanitari, e quindi sono qui per ringraziare tutti voi, io guardo tutti voi volontari e specialmente i più giovani, perché vedo tante facce giovani che sono arrivate ultimamente in questo bel gruppo, in questa bella squadra, per quello che avete fatto. Ve lo faccio, vi ringrazio a nome di tutti i cittadini di Tarzo, perché purtroppo ci siamo dimenticati tante scene. Io mi ricordo i primi giorni della prima ondata Covid, quando eravamo lì ad impostare quelle famose mascherine fatte di tessuto, quindi tutti quanti a casa stavano aspettando un pezzo di un qualcosa da mettere davanti alla bocca. Non so se... E io ho queste scene ancora, e voi che facevate le corse, e questa è una delle immagini che voglio ricordare di voi. Mi fa piacere poi vedere che il gruppo, anche se siamo comuni piccoli, ma c'è di tutto, perché anche tutta la parte dell'unità cinofila ci fa onore, e non è scontato avere in comuni, in associazioni così di piccoli comuni, anche questa realtà. Penso che l'assessore lo possa confermare, insomma. Quindi abbiamo, anche se sul piccolo abbiamo tutto, siamo strutturati, vi state dando da fare, anche se in normali situazioni voi vi impegnate, perché tra corsi di volontari, esercitazioni di prova e quant'altro, mi sembra che anche quest'anno, negli ultimi mesi, e anche in sinergia con gli altri gruppi di protezione civile, perché ecco, questo è un altro grande lavoro che state facendo, è quello di coordinarvi e di cercare di collaborare anche tra associazioni del territorio. Quindi io, che vi conosco da tanti anni, mi permetto di dire che siete cresciuti molto, e noi comuni dobbiamo stare vicini, quindi vi siamo vicini con tutto quello che possiamo. Questo nuovo mezzo è frutto di una collaborazione. Devo dire che il vostro presidente è molto attento a tutti i bandi, e ogni volta che c'è un nuovo bando o una nuova possibilità di contributo è subito pronto con un nuovo progetto, una nuova iniziativa. Quindi su questo devo darti merito e bravura, Luca, sul tuo operato. E poi abbiamo la fortuna di avere al nostro fianco una Regione Veneto che penso non serva a commentare l'operato e la capacità, specialmente in questo settore di protezione civile. Qui ringrazio l'assessore per essere presente, ma anche nostre società, una società di servizi come ATS, che segue la nostra acqua, le nostre depurazioni, ma che si dimostra attenta alle esigenze del territorio e che ha voluto contribuire per la riuscita di questo nuovo mezzo, un mezzo che sarà a disposizione appunto della nostra unità, ma che sicuramente, se serve, sarà a disposizione anche e pronta a partire per aiuti anche sui territori, sulle province, o addirittura nell'Italia, che, come vediamo, tutti i mesi, causa questo tempo che sta cambiando, questo clima che sta cambiando, sta creando delle problematiche. Quindi non voglio dilungarmi, grazie ancora per tutto quello che state facendo, e alla prossima inaugurazione.